Salve, buon pomeriggio a tutti. Oggi ci troviamo a parlare di nuovo con grande piacere di poesia, musica e poesia. Mai titolo più adatto perché la poesia risponde alle regole della melodia, così come la musica. Ecco perché poesia è musica e poesia. Lo facciamo insieme alle nostre ospiti, che sono Cinzia Perrone e Katia Cozzolino, che sono due Buonasera a tutti. poetesse, salve, due poetesse mamma e figlia, quindi questo è davvero un unicum, forse a livello di esperimento poetico, che infatti ci parleranno del loro testo, dove si alternano mamma e figlia in delle composizioni poetiche molto belle, infatti un testo dal titolo di Madre in Figlia, e lo faremo insieme commentando un po', chiacchierato in maniera molto molto confidenziale, anche insieme a Giovanna Sanpersiero, che è un'altra nostra amica che conosciamo bene, che ci accompagnerà anche Buonasera. lei in questa chiacchierata molto interessante. Io innanzitutto dico a tutti i nostri spettatori, a tutti coloro che ci stanno seguendo, di interagire con noi, di fare commenti, di fare domande, perché così è una chiacchierata di gruppo. E prima di cominciare e di entrare nel merito e nel vivo, io lancerei la sigla. Sei nata senza nome e non riesci a sentire. Quando ti chiamo vieni per ti far venire a dormire. E mo tu chiami sola, nessuno ti consola, nessuno ti consola, e abbracci stai lenzuola. Ninna nanna resto io che ti scorre in la cuore quando non riesci a dormire. Ninna nanna, ninna na, ninna nanna resto io. Eccoci qua. Bentrovate di nuovo e bentrovati a tutti quelli che ci stanno seguendo. Allora, cominciamo. Cinzia ci conosciamo, Cinzia Perrone, insomma, Sì, lei è un'autrice che negli anni abbiamo fatto delle puntate di poesia abbiamo insieme. fatto già delle puntate di poesia insieme, ma tu sei una voce nota nel panorama poetico perché non è la prima volta che scrivi, ha già pubblicato diversi testi, tanto di poesie quanto di prosa, diciamo. Ricordiamo Capelli al vento, Il popolo del cielo, L'inatteso, Vividi sogni, L'uomo che parlava all'universo. Mi pare Sì, di alcuni sono averli romanzi, citati bene. alcune poesie in verso. Esatto. Però questa volta ti sei cimentato in un esperimento poetico veramente originale. A me ha colpito subito, quando ho visto il titolo di Madre in figlia già mi aveva colpito, quando poi ho letto che le autrici erano madre e figlia, allora il titolo l'ho Ha un sentito senso. ancora esattamente, perché inizialmente non pensavo fosse così. E quindi questa volta ti presenti con un inedito, sei coautrice insieme a tua figlia, Katia Cozzolino, che devo dire dai versi che ho letto ti fa ottima concorrenza, veramente, veramente per l'età che ha è molto espressiva, ha la capacità di affrontare dei temi anche importanti, con una fluidità linguistica veramente ammirevole.
Ecco, la prima cosa che mi veniva da chiedervi è quant'è che avete deciso di mettervi in gioco insieme? Ecco, sicuramente c'era la vena poetica da parte di entrambi, però qual è stata la molla che vi ha fatto decidere di pubblicare qualcosa insieme? Inizio io, poi finisce lei. Sì, va Allora, bene. io ho notato sempre questa sua predisposizione alla poesia, scrive già da parecchio tempo, insomma, dalle scuole medie o anche prima, anche un po' prima. E lei me le faceva leggere, io ad alcune, va bene, magari quelle là più elementari, però poi mi sono accorta man mano che lei stava maturando e che erano proprio belle le sue poesie. E, e quindi ho detto, ma tu devi fare qualcosa prima o poi. Io so come muovermi perché comunque ho esperienza di pubblicazione e quindi ti posso indirizzare. Lei poi ha detto però io veramente all'inizio avrei bisogno di un aiuto. Continuate, perché appunto era già nell'ambiente, quindi ho approfittato in realtà. Chiaramente è stato il primo riferimento. Sì, voleva pubblicare qualcosa insieme, insomma, Io sento poco. per sentirsi ancora più spalleggiata. Ecco, Certo. ecco, Per darmi una spinta iniziale. esattamente, esattamente. Sì, ma la cosa bella è che nei versi, che adesso magari un po' leggeremo, ecco, si coglie sicuramente una profondità di sentimento di entrambe, però ognuno ha il suo stile. La cosa molto bella è questo. C'è una poesia appunto di Katia che a me ha colpito e che è Attimi. Se Katia è d'accordo io volevo leggerla e poi vi spiego anche il perché mi ha molto colpito. Posso? Sì, sì, l'abbiamo già trovata. Posso Katia? Ok, attimi, attimi. La vita ne è piena. Possono essere insignificanti o possono essere quelli che la migliorano. E vorresti che durassero per sempre. E quando te li vedi strappare via, senti come un vuoto e resta solo il ricordo di quei momenti felici che sai che non rivivrai più. Ecco, mi ha colpito molto innanzitutto perché già interrogarsi sullo scorrere del tempo per un'autrice così giovane è già sintomo di una particolare sensibilità. È un tema che anche come poetessa ho affrontato pure io, in una poesia in cui appunto io parlavo della intensità di un attimo che non dura. E quindi mi sono un po' rivista in questa piccolezza che sentiamo noi come esseri umani di fronte allo scorrere inesorabile del tempo, a fronte del quale davvero nulla possiamo. Però sentirlo, ecco, sentire affrontare questi temi da un'autrice così giovane mi ha colpito particolarmente. E niente, volevo chiedere a Katia se questa è una delle sue poesie preferite, perché a me ha colpito molto, oppure ecco, se ci vuoi parlare di quella che hai tu più nel cuore più delle altre. Sì, questa potrebbe essere una delle mie preferite, perché comunque rappresenta molto il mio lato nostalgico pertanto. Sì, perché si conclude con la vena malinconica, non ritorneranno più comunque. Esatto, che un po' contrasta con l'età, però fa comprendere che c'è un animo maturo dietro. Giovanna, tu che ne pensi? Allora, infatti, volevo cogliere appunto la palla al balzo e fare i miei complimenti a Katia, perché diciamo che ci troviamo in un mondo molto superficiale alle volte, quindi vedere che in una giovane ragazza ci sia tutta questa profondità fa nascere in noi la speranza, no?
E una delle poesie che io ho amato particolarmente, nella quale io mi rivedo, è L'eccezione. Magari se ti fa piacere la lascerei leggere proprio a te, perché chi meglio di te può dare la giusta intensità alla poesia e poi magari la commentiamo insieme. Il mondo è bellissimo, gli altri solo dovremmo essere chi fanno parte. Non tutti però sono degni di tale bellezza, ma tu non essere come loro. In un mondo di giovanni più sensibile, in un mondo di violenza più delicatezza, in un mondo di guerra più pace, in un mondo di cattiveria più bontà, in un mondo di vendette più persone, in un mondo di odio più amore, in un mondo di Al Capone più borsellino e falcone, in un mondo di bugie più verità, in un mondo di pessimismo più speranza, in un mondo di egoismo più altruismo, ti prego, fallo, più le eccezioni, riempi questo mondo migliore. È bellissima, a me ha colpito tanto perché va a rispecchiare proprio quella che è la realtà in cui viviamo, dove tu contrapponi l'aspetto negativo all'aspetto positivo e dividi la poesia proprio in due parti, cioè nella prima fai proprio un quadro, non le vedo più, vabbè, fa un quadro proprio chiaro di quello che è il mondo oggi, contrapposto tra il bene e il male, appunto. E alla fine poni il lettore a farsi, cioè fai quasi una preghiera. Dici cerchiamo nel nostro piccolo di fare del nostro meglio per rendere questo mondo migliore. E quindi l'ho trovato un pensiero questo davvero molto molto profondo e mi chiedo cos'è che nella tua giovane età è scaturito questa visione della vita, cioè com'è nata questa poesia? E perché appunto stavo riflettendo su quanto il mondo fosse Magari se ti avvicini di più al microfono perché si sente un po' lontano. con la voce. stavo riflettendo appunto su quanto il mondo potesse essere superficiale e sbagliato molte volte e appunto è nata in me la speranza che potesse essere migliore e quindi ho scritto questo pensiero. Una caratteristica che secondo me vi accomuna tanto è il vostro modo diretto di arrivare al cuore. Infatti, come sai, Cinzia, ti dico sempre, anche a te, mi piace proprio questa tua peculiarità, cioè quella di toccare l'anima del lettore, sia attraverso la poesia, nel tuo caso anche la prosa, arrivando dritta, senza alle volte senza trovare quei mezzi termini che sono solo giri in tondo che non Sì, portano a nulla. anche come hai detto, sia per la prosa che per la poesia mi piace essere diretta, cioè perché devo usare dei termini magari aulici o che non si usano più, cioè un linguaggio Esatto. contemporaneo che arrivi a tutti, perché poi dobbiamo cercare di rendere la cultura non elitaria, ma alla portata di tutti. Quindi Esatto. se abbiamo un messaggio bello, come questo qua dell'eccezione, che appunto dice ognuno nel suo piccolo deve fare la differenza, perché magari parlo in modo articolato, in modo che arrivi tutto distorto, invece no, chiaro, pam, diretto. Io apprezzo molto questo essere diretti perché alle volte ci vuole proprio per smuovere l'animo, secondo me, di chi sta dall'altra parte. Quindi complimenti. Intanto ci sono delle domande che arrivano anche. Vabbè, intanto rispondiamo a quello che ci chiedeva Donato. Infatti. Esatto. Donato chiedeva ad entrambe quanto è stato difficile o naturale fondere le vostre due voci e soprattutto vi siete mai trovate in disaccordo su cosa scrivere e come dirlo? Questa è una bella domanda. Allora rispondo io a questa. Noi in pratica abbiamo messo la nostra produzione poetica, l'abbiamo mescolata. Inizialmente io volevo fare una parte mia e una parte sua nel libro, poi ci siamo resi conto, ma perché non mescolarla? Perché alcune poesie trovano anche una corrispondenza cioè una botta e una risposta. Cioè, Esatto. alcune magari no, perché ovviamente e poi per quanto riguarda il disaccordo, no, perché la poesia è libera, uno deve esprimere. Lei mi ha chiesto qualcosa a livello di versi, di lunghezza del verso, di una parola, mi si affida sempre a me, però io cioè, penso che la poesia ognuno debba esprimerla, quindi non c'è stato di abbiamo unito le nostre forze, ecco, senza se.
Questo è importante perché dati i ruoli, diciamo, che avete, mamma e figlia, si poteva correre il rischio che magari Cinzia avesse assunto un ruolo di direzione maggiore della cosa, invece sei stata, ecco, rispettosa Solo della accompagnatrice, posizione. non quelle accompagnatrici là, solo ecco, Esatto. presa per mano, proprio come dice la quarta di copertina. Perfetto. C'è una domanda che è molto profonda, vediamo se Katia ha voglia di rispondere. Ci chiede Valentina, Katia, nel libro parli anche di fragilità e bullismo. Ti va di raccontarci come la scrittura ti ha aiutata a trasformare il dolore in forza? Praticamente mi sono resa conto che appunto dovevo trovare un modo per esprimere questo dolore e mi sono resa conto che l'unico modo che avevo era quello di scrivere e quindi ho iniziato subito a scrivere ed è venuto naturale successivamente. Volevo leggere proprio una poesia su questa, però al momento non lo trovo. Si chiama Predatori, cioè una poesia che esprime come lei, diciamo, ha metabolizzato tutto. Eccola Sì, qua, la leggo io. sì, Predatori, scommetto che vi siete dimenticati di quando io ero la vostra preda preferita, sempre trattata male, sempre messa da parte, come se avessi avuto qualcosa che non andava. Ci ho creduto anch'io per un momento, la costante sensazione di essere sbagliata, come se dovessi essere un'altra persona. Ma non sono qui per arrabbiarmi. Tutt'altro, vi ringrazio. Senza di voi non avrei capito quanto sono migliore. Migliore di tutti voi messi insieme. Una persona buona e bella che non avrà mai la coscienza sporca come voi per aver trattato male qualcuno. E io ormai ho smesso di essere una vostra vittima. Adesso sarete voi le vittime di voi stessi e qualcuno un giorno arriverà, qualcuno che vi tratterà male come voi avete trattato me e forse lo capirete. brava, Bravissima. molto, molto bella e questo è indice di una grande forza, penso, vero Giovanna? Riuscire Sì, a trasformare qualcosa che ci ha provato, ci ha ferito in bravissima. qualcosa di bello, cioè una poesia. Penso che sia frutto non solo di grande sensibilità, ma di un'enorme forza interiore. Sì, sono d'accordo perché dopo tutto credo che i versi che vengono scritti in una poesia ci mettono a nudo, quindi nel momento in cui noi andiamo a scrivere è come se mostriamo a 360 gradi il nostro mondo interiore e infatti in questo libro emerge proprio questa forza nel portare alla luce dei temi che sono comunque molto molto forti e importanti e che se toccano da vicino chiaramente lasciano un segno. Ed è bellissimo quando, anche in situazioni così complicate, dalle ceneri nasce qualcosa di estremamente positivo. E quindi come emerge fuori la forza d'animo di una ragazza, appunto, che riesce a prendersi la sua rivincita, mostrando la vera grandezza dell'essere umano, cioè quello di non diventare come il carnefice, passatemi il termine, che comunque non si pone il problema di lanciare quelle offese e magari ledere profondamente una persona, ma lo si fa in un altro modo. E quindi io non posso che ringraziare Katia per questi versi che portano alla luce davvero dei temi importanti sul quale riflettere e spero che nel futuro si possa educare sempre più i propri figli, comunque le persone che abbiamo nel nostro quotidiano di allontanarsi da questo bullismo, ecco che credo sia fondamentale per far sì che tutti possiamo vivere nella tranquillità. Quindi ancora complimenti. Assolutamente, e poi questo è il modo migliore, quello di non Certo, subirlo, ma dominarlo e trasformarlo appunto esatto, in in qualcosa qualcosa di di... positivo, in qualcosa che non ci distrugge, ma semmai ci rafforza tanto.
E questa maturità di Katia fa sì che nel libro si colga questa posizione paritaria delle due autrici, per quanto una sia molto più navigata e abbia maggiore esperienza, c'è non si coglie una capacità di entrambe le autrici che è quasi dello stesso livello, potremmo dire, ciascuno col proprio stile. Tranquillamente. Anzi, Esatto. guarda, ti dirò, Ciascuno col... lei io scrivo anche in prosa, quindi sì. bilancio le due cose. Lei invece ha proprio l'urgenza poetica, quindi... Esatto. E infatti c'era una domanda prima di una persona che ci sta seguendo, Alessandro, che coglie il punto, perché questo non è un dialogo tra madre e figlia, ma è l'espressione di due poetesse su temi importanti, fatto ciascuno dal proprio punto di vista e sulla base della propria sensibilità. Infatti Alessandro chiedeva proprio questo: quant'è che avete capito che questo libro non era solo un dialogo tra madre e figlia, non era solo questo, ma qualcosa che poteva toccare anche altre persone, perché andava in profondità. Ecco, se c'è stato un momento o lo perché avete nelle capito. nostre poesie noi tocchiamo un po' tutti i temi, oltre ai sentimenti e le esperienze personali, abbiamo fatto pure poesie che parlano di femminismo, di guerra, Sì, ecco, anche nell'eccezione che ha letto prima Katia c'è il messaggio comunque sociale, quindi ecco, abbiamo toccato un po' tutti i temi. tutte le problematiche che ci possono essere, sia adolescenziali, ecco, perché comunque ci sono le voci di due generazioni, perché apparteniamo a due generazioni diverse, problematiche più vicine a lei e problematiche più vicine a me, ma lei con la sua maturità è riuscita anche a cogliere problematiche femminili, anche riguardo all'omofobia, per esempio, quindi lei ha mostrato veramente un'urgenza poetica molto talentuosa, secondo me. Assolutamente. Sì, siamo d'accordo. Assolutamente. Io volevo però anche parlare di qualche poesia di Cinzia. Infatti, anch'io ne Infatti, ho una che... no, io volevo questa volta dare spazio più alle persone che ci stanno scrivendo. Aldo dalla Calabria, dalla mia Calabria, chiede a Cinzia se c'è una poesia del libro che senti particolarmente tua, come se fosse uscita direttamente dal cuore e senza filtri. Se ce n'è una, io vorrei che ce la leggesse proprio l'autrice. Allora, io sono legata a una poesia che è legata molto alla mia terra, però può essere letta anche in modo più universale, secondo me, e si chiama Tutti giù per terra. Okay. Poi spiegherò anche perché si chiama così. Mentre donne pazienti stendono ad asciugare panni, nei vicoli disordinati voi stendete teli di odio e di arroganza. Teli stessi che oscurano quei luoghi ancor di più, distruggendo quei raggi di sole che qualcuno fa entrare. E lì con fredda precisione voi sventolate quel drappo di potere, fatto di timore e prepotenza, incurante degli abitini candidi che cercano di prendere la luce che rimane. Bella. Allora, io in particolare l'ho scritta per i deprecabili episodi di stese che avvengono nella mia amata Napoli. Tutti giù per terra perché il termine stesa viene proprio da quello, dal fatto che sparando in aria loro vogliono che la gente si stenda tutta per terra per proteggersi dai colpi. Universale perché comunque è contro la violenza, contro gli abusi e contro le guerre. Infatti gli abitini candidi che sono stesi potrebbero anche rappresentare l'innocenza dell'infanzia, dei bambini, che sono quelli che prima di tutti ne fanno le spese. Beh, Assolutamente. sì, in diverse circostanze, effettivamente è universale come messaggio.
penso che possa valere non soltanto per la tua Napoli, ma anche per Appunto, tanti. Gli atti di prepotenza avvengono dovunque, no? Esatto. Ormai ce l'abbiamo sotto agli occhi, però ecco, quel tipico esempio, diciamo che purtroppo è una deprecabile tradizione di quel tipo di associazione mafiosa, camorristica, di stampo mafioso, diciamo. Però comunque, ecco, prepotenze ne fanno di ogni. anche per esempio le abbiamo viste addirittura nei cortei religiosi, cioè che la Madonna si doveva infilare dal boss, queste cose insomma orrende, sono sempre diciamo manifestazioni di potere sbandierato così ai 420. E diciamo che questo è un momento storico dove la prepotenza purtroppo la sta facendo da padrone proprio a livello mondiale, questa situazione internazionale che è veramente allarmante, preoccupante e disumana anche per le guerre. E poi come si può dire che si bombarda per difendere una minoranza? Cioè, esatto. per me è un ossimoro questa frase, cioè io Esatto. bombardo per difendere e quelle altri però, cioè, secondo me sono tutte scuse, alla fine è perché si vuole fare guerra e basta. Esattamente, Sì, c'è la volontà esatto. di cambiare gli equilibri mondiali con la guerra, non con la politica, con la diplomazia e con le forme pacifiche, ma attraverso la violenza, attraverso appunto la prepotenza politica che poi può scatenare. E poi si riversa sugli innocenti oltretutto, perché esatto. poi non scendono loro in campo, ma bensì vanno gli innocenti a... Esatto, perché la guerra poi È assurdo. nella guerra non c'è un popolo vincitore, perché il No, popolo sconfitto perde, ma il popolo vincitore perde pure, perché semmai certo. vincono i governi, ma non vincono i popoli. Ecco, questo perché i popoli sono sempre Sono provati, tutti perdenti alla fine. sono tutti perdenti. Sì. Poi quello che sta accadendo a Gaza penso che sia il superamento di ogni soglia di umanità possibile. Ecco, abbiamo perso il senso dell'umanità, perché vedere alcune immagini penso che dovrebbe provocare una reazione da parte di ogni persona che non può sopportare che ci siano bambini uccisi, torturati. Anche tra virgolette la guerra delle regole. Qui penso che si stia superando. Sì, quando sento questa espressione, le regole della guerra, dico, ma mica è un gioco di società, no? Stiamo giocando a risico. Mi viene una rabbia quando sento non devono rispettare le regole in guerra, ma perché già una cosa, la parola guerra è qualcosa che va contro la mia regola. Sì, ma questa non è neanche guerra, cioè questo è proprio volontà di sterminare un popolo. Ecco, io non riesco a trovare delle altre definizioni. Io se dico la guerra delle regole nel senso che ci sono dei concetti di proporzionalità negli attacchi subiti, nelle reazioni, eccetera, qua si è superato qualsiasi tipo di schema, qua si stanno uccidendo persone innocenti. Ecco, quindi la poesia che tu hai Ma detto... tanto quando entri in guerra, cioè non sei più giusto, non sei più ingiusto. Esatto. L'hai persa la tua prerogativa, anche se tu eri partito con una posizione di giustizia, entrando in guerra farai anche tu cose che vanno oltre le regole, come hai detto. Esattamente. Quindi avendo utilizzato tu in questa poesia alcuni termini, era inevitabile che non capissimo su questo tema, Questo argomento, perché nessun animo sensibile può rimanere indifferente a quello che sta accadendo. Quindi parlare di queste cose in ogni contesto è utile e necessario per farlo.
Io avevo visto una domanda prima interessante dove chiedeva a entrambe di descrivere il vostro legame con una parola. Non so se Donato dalla regia riesce a trovarla facilmente, giusto per Sì, rileggerla bene. l'ho vista anch'io scorrere. Se doveste descrivere il vostro legame oggi con una sola parola ciascuna, quale scegliereste? Allora, io sceglierei complicità e anche sostegno. Poi non lo so, lei, lasciamo a lei la parola per dire. Sì, esatto. Direi un legame autentico. Bello. Autentico. Ecco, in un momento in cui, appunto, in un mondo dove c'è tanta falsità, ci sono tante maschere e pochi volti, ecco, parlare di autenticità, beh, sì, è una ricchezza, quindi anche i rapporti, ma il genitore-figlio non è detto che siano autentici. Sì, non è così scontato, è vero. Non è così Soprattutto in scontato. questa età. In questa Invece lei, età, dicendo questa parola, ha voluto dire che cioè, mi vede genuina nei suoi confronti, cioè io non potrei mai tradirla. Penso di averla interpretata così. Vabbè, Cinzia, credo che non c'è una migliore amica che una madre, perché l'amore che prova una madre verso una figlia è immenso. Però il fatto che una ragazza così giovane veda in te questo è importante, perché spesso e volentieri durante quest'età c'è una sorta di allontanamento perché ci si vuole sentire E infatti quello grandi. stavo dicendo, non pensate che sia tutto rose e fiori, perché le spine ci sono, Vabbè, quelle danno pete al rapporto, altrimenti. Però si infatti, vede che siete molto unite e legate ed è bello vederlo. sì. E infatti Dario scrive, Katia, scrivere insieme a tua madre ti ha mai fatto sentire giudicata o in soggezione o ti sei sentita completamente libera di esprimerti? No, completamente libera, sì. Completamente libera, quindi non avete avuto conflitti, diciamo, No, anzi, la riprova è lei che mi chiedeva va bene questo, va bene, cioè io non l'ho corretta mai più di tanto perché, come ti dicevo prima, la poesia deve essere libera. A livello tecnico le chiedevo qualcosa. Sì, diciamo che La in questo lunghezza del verso, la punteggiatura, ma niente di più. sì. Cinzia, sei stata sicuramente bravissima a non confondere il tuo ruolo di madre appunto con quello di poetessa, nel senso che magari poteva sfociare un giudizio, insegnare una direzione che lei doveva seguire, invece sei stata molto rispettosa, però diciamo che questa fiducia lei, Katia, se l'è conquistata perché, come abbiamo già detto prima, i suoi versi ritengo siano davvero maturi, sia per i temi che affrontano, sia per il modo con cui vengono affrontati. Molto spesso ad alcuni livelli di elaborazione dei propri sentimenti si arriva piano piano e nel tempo. Ecco, invece io vedo la maturità di Katia, la vedo proprio in questo, nella capacità di avere elaborato delle emozioni e anche delle esperienze e di averle trasformate in un'esperienza poetica già di alti livelli. Questa è la sensazione che ho avuto. Ecco, non aver notato differenze come maturità poetica ed espressiva, ma anche emotiva tra le due autrici, nonostante una sia navigata e l'altra no, secondo me dimostra il livello appunto molto interessante di Katia. Quello di Cinzia già lo conoscevamo, quindi Si nota comunque l'affinità tra la voce assolutamente, poetica, tra le due voci poetiche. Certo, assolutamente. si vede tanto. Che poi è anche quello che abbiamo scritto, diciamo, nella dedica proprio, cioè, che c'è trasmissione di valori, ideali, eccetera, eccetera. E poi la dedica comunque al genere femminile, perché, vabbè, alle madri, alle figlie, a tutto il genere femminile, perché nel libro penso che l'abbiate notato anche voi, c'è molta attenzione alle donne, sia nella parte dove abbiamo mischiato le nostre poesie,
e sia nella parte finale dove io ho scritto qualcosa, insomma, in prosa, pensieri più in prosa. Sì, sì, esatto. Ehm, Poi c'è una c'è... parte centrale di Katia, lo volevo dire perché giusto per far Sì, sì, conoscere, sì, vai, vai. che è fatta di aforismi tutti suoi. Ecco, c'è una parte mischiata, una parte sua e una parte mia, quindi è un Sì. libro, diciamo, un progetto a cui abbiamo lavorato molto, anche con la casa editrice e l'editor, che ringrazio, la edizione creativa. E, e niente, anche la copertina, il grafico ha interpretato insomma il nostro pensiero. E poi io, sebbene ci sia un romanzo che ha quel titolo attualmente in commercio, di un'autrice famosa, di cui non sapevo perché io questo qua l'abbiamo in cantiere da molto tempo, anche se è uscito a giugno, no, a maggio, anzi all'inizio di maggio. Eh, Questo tipo di progetto di silloge fatto a quattro mani da madre e figlia penso che sia una novità assoluta. Assolutamente. Sì, sì, un unicum, l'ho detto prima, infatti, perché è veramente un'esperienza unica, ma non solo perché siete madre e figlia, ma per quello che dicevo prima, perché siete in una posizione paritaria, ecco, molto paritaria a livello di maturità poetica, quindi questo è importante. Domanda pratica, dove possiamo acquistare il libro? Allora, il libro si trova sui maggiori store online, quindi in primis su Amazon, eh, e poi ci sono anche dei distributori nazionali per poterlo richiedere alle librerie fisiche, penso tipo Feltrinelli, Mondadori, Giunti, questi qua. Però tanto ormai tutti quanti comprano anche gli stuzzicadenti su Amazon, quindi Amazon è vero, ci compriamo tutto. penso che sia, con tutto che ci sono state quelle polemiche su Bezos, questo, quell'altro, però siamo un popolo di, purtroppo di contraddittori, perché la prossima poesia la scriveremo sulle contraddizioni italiane. Infatti. Io volevo fare solo una domanda a Katia, un'ultima domanda. L'emozione che provi oggi di fronte a questo progetto terminato e se questo ha fatto nascere in te il desiderio di realizzare altre raccolte. Sì, in futuro magari fanno uscire altro. Mi E raccomando, non ti fermare mai che sei bravissima, eh? anche recentemente in realtà ne ho scritte altre nuove di poesie, infatti così. No, non mi fermo, continuo a scrivere. Bene, noi già Ne aspettiamo con aspettiamo. ansia. Infatti. Ho già il titolo della sua prossima raccolta. Ah, ok. Perché Ah, vedi, è ben la già tutto prossima ben definito. sarà da sola il titolo. Da Eh beh, sola, ecco. giustamente. Cioè, il titolo spiega bene No, vabbè, l'idea, è insomma, una sarà battuta mia per diverso da dire. quello di Certo. oggi. Bene, io sono contenta di avere chiacchierato con voi, è stato davvero un arricchimento, a dimostrazione che ci si arricchisce quando si mettono a nudo alcuni sentimenti, alcune sensazioni, e non bisogna mai avere paura di esprimersi con sincerità, perché così escono fuori le cose belle che abbiamo dentro. Io faccio i miei complimenti sia a Katia sia a Cinzia per il coraggio di questa esperienza, perché noi la diamo per scontata, ma non era facile riuscire in un prodotto di questo genere, di così alta qualità, nei ruoli che si hanno, senza conflitti, senza giudizi e pregiudizi. Quindi veramente coraggiose e veramente capaci. Poi ringrazio Giovanna, se vuoi dire tu qualcos'altro, se vuoi Certo. salutare. Io sì, mi unisco a te. I miei complimenti vanno a entrambe. Cinzia ormai la conosciamo bene, io con lei ho fatto diverse avventure, c'è una particolare stima ed è stata una bellissima scoperta perché Katia, dove si vede comunque il lavoro educativo, Cinzia, che tu hai avuto sicuramente, che ha portato in lei questa, a vedere il mondo con occhi profondi.
e quindi ti faccio i miei più grandi auguri, Katia, per proseguire sempre in questa strada. Cinzia, da te aspettiamo sicuramente tanto altro. Ancora complimenti per la vostra opera ed è stato un piacere chiacchierare con voi e anche con te, Graziella, grazie a tutti Anche da voi. parte mia. Volevo dire solo una cosa, perché prima mi è fatto di vedere una domanda che Sì. parlava di protezione, cioè che non hai protetto tua figlia, che ha, cioè che lei ha parlato insomma dei suoi problemi personali, ma un poeta fa anche questo. E poi la cultura non è barriera, cioè, anzi è proprio generosità, in specie la poesia, cioè è la forma più generosa la poesia secondo me, mh, è la forma più generosa di cultura, di esternazione. E comunque poi le nostre, se non mettiamo a nudo le nostre esperienze, ecco per esempio il bullismo abbiamo detto grandi cose, chi l'ha provato, chi non l'ha provato come fa a parlarne e a Esatto, lanciare messaggi? Esatto. Eh, È un atto di generosità, di grande generosità. tutti gli scrittori, tra cui il mio scrittore preferito che è Hemingway, uno dei miei preferiti, diceva proprio che lo scrittore deve essere attivo, deve vivere, perché poi deve narrare la sua vita, deve provare le cose che scrive. E quindi io penso che, altrimenti sì, non arriva. ho detto, l'arte è generosità. Cioè, io ho scritto il mio primo romanzo, infatti molti mi hanno detto come avevo avuto questo coraggio di scrivere. Narra di quando io ho perso mio fratello nel 2016, e quindi dico cose molto intime, e molti hanno detto ma come hai fatto? A me dicevi che non eri tu, dicevi che era inventato. Perché no, io ho voluto essere generosa, ecco. Condividere pienamente un'esperienza. Ecco, Generosa e autentica, per quindi ritornare ha usato proprio la parola giusta. Esatto, al termine di esatto. prima. E poi io lo dico sempre, qualcuno ben più navigato di noi diceva che la poesia è onesta. Ecco, questo è l'aggettivo principale, cioè la poesia è vera. La poesia non si piega ai compromessi, ma non si nasconde neanche dalla verità. Ecco. Poi anche altre persone ecco, più meritevoli di noi hanno condiviso tutto, gioie e dolori con la propria poesia, Esatto. cioè le esperienze più devastanti di depressione, di disagio mentale, eccetera, non hanno schermato niente. Sono veramente, ecco, come hai detto tu, l'espressione, giustamente uno si mette, o Giovanna, non ricordo, uno si mette a nudo. Beh, Sì, si spoglia di tutto. ci sono poeti che hanno rischiato la vita per la loro poesia. Mi viene in mente Pasolini, cioè, ma tanti, ecco, quindi nascondere sicuramente non è la strada per veicolare messaggi. No, È il bisogna metterci la poeta, faccia. Anzi, il poeta deve penso che mettere la con la propria poesia non esperienza ti al puoi servizio degli nascondere, altri. mentre con la prosa magari un po' ti puoi nascondere, anche Sì, se uno scrittore come me sa sempre che c'è qualcosa di autobiografico, però ti puoi nascondere. Con Certo. la poesia è No, difficile che tu possa nasconderti. ma diversamente non è poesia. Possiamo anche scrivere una composizione stilisticamente bella, ma quella non è poesia se non c'è dentro una parte vera di noi. Ecco, è un'altra cosa. E quindi bene, io sono contenta che sia uscita questa parola autenticità, verità, infatti. messaggi importanti di comunicazione che ha la poesia ha questa capacità comunicativa, perché secondo me abbiamo centrato l'obiettivo. Ecco, la Certo. poesia è esattamente questo. Allora io vi saluto tutti coloro che ci hanno seguito. Ci uniamo ai Eh, saluti, eh, ringraziamo voi per questa bella chiacchierata. sì, che è stata Grazie a voi. davvero profonda e poi tutta al femminile, quindi Infatti, ne vado particolarmente orgogliosa. Ecco. infatti è vero. Allora, un La forza saluto delle donne.
Sì, Vabbè, un appello a tutte le donne a comprarlo, ma anche agli uomini, perché esattamente. anche Esattamente. gli uomini vanno educati al femminismo. Infatti. Assolutamente, Pienamente altrimenti, d'accordo. altrimenti non se ne esce. Questa è una battaglia che si fa insieme, perché è una battaglia culturale. Quindi E poi il femminismo non è prevaricazione, è uguaglianza. Io lo sostengo sempre, perché alcuni uomini dicono voi femministe ci volete mettere su... No, No, noi avere chiediamo un'uguaglianza. uguaglianza. Essere trattati entrambi come esseri umani. Sì, perché abbiamo la stessa dignità. Esatto. benissimo. Ok, allora io vi saluto. Ciao Katia, ciao Cinzia, ciao Giovanna, ciao Ciao a tutti quanti tutti. voi che ci avete seguito e Ciao a lancerei la tutti sigla gli amici di finale. Officina Mediterranea e ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Senz'altro, grazie. Buona serata. Sigla finale, ciao. Ciao.